prima di iniziare. Allora, 8 minuti parte alle 5. Esatto. Quindi voi fate questo del vostro Facciamo scopo, questo, anche qualcos'altro. questo e audiovisivo in generale. Audiovisivo. Per cui dallo spot aziendale allo spot di prodotto, al cortometraggio, al lungometraggio e poi questo perché comunque questo è un nuovo mattone per il linguaggio dell'audiovisivo che adesso gira ancora così come effetto wow, ma fra 6 mesi verosimilmente sarà uno standard di base a cui cominciare a ragionare. Quando è che era uscito su fine 2015? Google ha fatto un'implementazione per il video 360. Ah no, no. 8 mesi fa Non c'era niente. e adesso comincia a uscire nel settore artistico e poi si tratta solo di ok, abbiamo i contenuti erano quelli di prima, però abbiamo il giocattolo nuovo. Certo. Cominciamo a migrare un po' nel giocattolo nuovo e migrando i contenuti sulla scatoletta nuova si genererà un nuovo modo
buonasera a tutti e grazie per essere venuti, anche sfidando un po' di cattivo tempo che ormai viene su. Io sono Fabio Romano, qualcuno mi conosce, qualcuno no, sono forse additevi da qualche mese e oggi ricominciamo con i Literi Network, quindi incontri mensili in cui le aziende affiliate, non affiliate, le aziende che vogliono presentare dei servizi, dei prodotti o ripresentarsi, provare a presentarsi, possono farlo. E oggi lo facciamo con 3 aziende assolutamente nuove che si sono affiliate in questi ultimi mesi. La prima è la Redon, che invertendo un po' la tabella di marcia permette di venire per prima per i motivi che spiegheremo subito. Poi avremo un'azienda EasyStuff e infine la Ligalai, che è in fondo, che insomma chiuderà con una nota più legale, più tecnica, anche direi di piuttosto bruciante attualità sulla sicurezza online e soprattutto sulle prove, su quanto quello che carichiamo su internet possa avere un effetto anche legale nella vita delle persone. E verso la fine degli incontri, come sempre, ci sarà il nostro buffet e quindi questo invece ci permetterà di chiudere un po' più in dolcezza la nostra serata. Giusto 2 parole sulle aziende che oggi presentiamo. La prima, appunto, la Renon, è correggimi Enrico, una casa di produzione cinematografica che sviluppa nuove tecnologie e che impiega nuove tecnologie per i propri prodotti. Infatti l'Iteri Network di oggi è ripreso in streaming e tramite la cam a 360 gradi è visibile sul canale YouTube. sul canale YouTube, sì, YouTube, ma mettiamo un link adesso sulle pagine Facebook e Twitter e diciamo la cosa migliore però per assistere, se volete dare un'occhiata intanto che andrà avanti la diretta o volete segnalarlo, o dall'app di YouTube o da Chrome. Certo, o preferibilmente su mobile, diciamo l'applicazione YouTube, non aprirla direttamente dal browser o diciamo linkata sul link, quello assolutamente no, perché non supporta. Anche col cellulare va? Sì, col cellulare va, addirittura dopo magari ti spiego un po'. E poi abbiamo la EasyStuff, di cui sono molto contento, della cui presenza sono molto contento, è un'azienda che conosco ancora da diverso tempo, anche con Fabio titolare, ci lasciamo un po' di tempo, e sono una piccola azienda di eccellenza, direi, nel settore della gestione temporale, dei calendari e non solo. Ma siccome io ho lavorato un po' di anni al parco scientifico e loro erano insediati, quando poi si sono ritrovati io in nuove vesti e loro invece un po' più grandi, ci ha fatto piacere ritrovarci. E infine la Ligalai, Direction and Company, diciamo, è un'azienda che si occupa di digital forensics, quindi valorizzazione legale di prove, elementi, documenti raccolti su internet. Sembra scontato ma non lo è, e lui ci spiegherà con maggior dettaglio quanto fanno. Ultima nota di pubblicità, ci fa molto piacere vedervi qua oggi e adesso proseguiremo organizzando anche innovativi Literi Network, cercando di convogliare qui non solo le aziende digitali ma anche quelle della manifattura. Stiamo lavorando su progetti in ambito di industria 4.0, in ambito di aggregazione di imprese, quindi insomma tenete l'occhio al sito, la newsletter, perché arriveranno delle novità di qui a breve. Però volevo ricordarvi il 22 di questo mese, dalle ore 5 se non erro, abbiamo l'avvocato D'Agostini che ci parlerà di copyright online e tematiche messe connesse. Prosegue i nostri cicli di seminari legali sulle nuove tecnologie, quindi l'invito è assolutamente aperto, previa registrazione sulla pagina Eventbrite. Devo dire che l'avvocato D'Agostini ha un certo appeal perché i posti si stanno rapidamente esaurendo e quindi insomma affrettatevi se il tema vi interessa. Non rubo altro spazio, lascio la parola a Giacomo e a Enrico della Redon e vi auguro una buona serata. Allora, c'è anche un nostro collega Marco che coinvolgeremo più tardi. In realtà noi abbiamo cambiato l'ordine della faccenda soprattutto per rispondere alla domanda che nasceva a tutti entrando, cioè cos'era questa cosa che sul tavolo con le luci accese, cosa partiva, soprattutto per condividere anche con voi il fatto di essere in diretta streaming. Certo. Allora, noi siamo una casa di produzione che lavora nell'ambito dell'audiovisivo, siamo nati da poco, abbiamo un annetto di vita, però con
un po' di fatica stiamo cominciando a ritagliarci il nostro spazio. Una delle cose che in questo periodo sta cominciando a prendere molto piede e su cui noi stiamo cominciando a investire, cominciando a indagare perché potrebbero uscirne nuovi linguaggi, nuove cose, nuove opportunità, è la ripresa 360 e nel caso specifico lo streaming 360. Poi vi racconterò sia che ruolo ho io all'interno di Redon, il ruolo di Marco, il ruolo di Giacomo, ma comincio a spiegarvi quello di Giacomo che è il ruolo più tecnico e infatti per spiegarvi il lato tecnico del 360 lascio la parola a lui. Va bene, allora partiamo dal presupposto che più o meno tutti sapete cos'è un video 360 gradi, indicativamente li avete visti sui social network, hanno fatto dei film, al Festival di Venezia è uscito un film con questa tecnologia, stanno utilizzando questo tipo di visori come realtà immersiva, realtà virtuale. Quello che vorrei raccontarvi oggi e farvi più che altro vedere è il fatto che noi stiamo facendo una diretta in questo momento, un attimo scusate l'ho stoppata, che ovviamente ha una certa latenza dovuta alla propagazione dei dati sulla rete. Questo non è determinabile a priori se non facendo opportune verifiche sulla connessione ovviamente e quant'altro. Però l'importante, noi stiamo trasmettendo da una posizione decisa a priori un'immagine che copre un campo di visuale molto ampio. Questo permette di dare più valore all'immagine che noi stiamo trasmettendo, perché poi ogni persona dentro il suo dispositivo, che può essere un terminale con un computer, uno smartphone o qualsiasi altro tipo di tecnologia supportata per questo tipo di tecnologia, permette di vivere un'esperienza personale, unica e irripetibile, diciamo, a meno che non venga rivisto svariate volte. Ma se noi decidessimo di fare una diretta senza registrazione, sarebbe quel momento. Rivivere questo qui ed ora. E ultimamente tanti stanno lavorando con questa tecnologia anche in ambito della comunicazione, soprattutto per creare questo effetto, diciamo, di spaesamento, di evasione in qualche modo, perché siamo abituati a vedere i contenuti in maniera molto diretta, piatta. Questo ci permette di uscire da una maniera convenzionale di vedere le cose e di andare verso una spazialità diversa. Adesso sospendo un attimo la diretta per farvi ragionare molto velocemente sul fatto di cosa noi guardiamo, come lo guardiamo e partire dal presupposto che questa tecnologia è datata. Però, come il 3D, come altre tecnologie, vengono ripescate e riattualizzate con le tecniche contemporanee. Qui stiamo parlando già Galileo studiava queste cose in maniera molto empirica. La tecnica di oggi ci permette di superare queste diciamo, problematiche che lui inizialmente aveva trovato, tra cui la diffusione tramite un canale, che è la rete, che diventa uno strumento, ma anche un network, in questo caso, di propagazione di informazione. E parto proprio dalla mosca che ha questa visione, diciamo, a 360 gradi, che può essere una banalità, però è un qualcosa che noi vediamo ogni giorno, ma che non consideriamo. Ecco, da un certo punto di vista questa tecnologia può essere questo, nel senso che non ha avuto ancora dignitosamente, dico, una sua valenza commerciale o comunicativa perché non è ancora sviluppata da tutti i dispositivi, non è ancora così largamente condivisa come può essere l'utilizzo di uno smartphone o di accessori molto simili a uno smartphone. Ecco perché vi voglio parlare di quello che in realtà mi sta proprio a cuore, che è il discorso fra la realtà virtuale e la realtà aumentata, che è proprio una delle due tecnologie che si possono utilizzare in questo tipo di ambito, che può essere quello del 360, che può essere quello, diciamo, della gamification, quindi di giochi come Pokémon Go, che vanno diciamo, ad aumentare gli oggetti nello spazio, creando situazioni anche proprio diverse di percezione della realtà rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere. Per cui la realtà virtuale è ciò che vi ho fatto vedere prima, cioè è esattamente questo. Cioè quello che noi stiamo vedendo riprodotto con uno strumento virtuale in questo caso, cioè un contenitore che contiene un elemento che esiste già. Mentre la realtà aumentata in questo caso è l'aggiunta di oggetti nello spazio, come potrebbe essere, adesso dovrebbe comparire il logo Redon, un attimo, questione di istanti. Dovrebbe comparire un elemento che non fa parte dello spazio reale, che però va a influenzare un'azione nello spazio reale. Questo
può essere sfruttato per svariati diciamo, campi, anche funzionalità, nel senso che comunque può essere inserito per promuovere un prodotto, può essere inserito esattamente questo elemento che non fa parte dello spazio ma viene inserito all'interno dello spazio sostanzialmente. Questo è un elemento in realtà aumentata, l'avete già visto magari con l'applicazione Pokémon Go, queste città che prendono nuove forme e quant'altro. Per quanto riguarda la differenza fra proprio tecnica, di approccio tecnico, che poi però va in qualche modo a influenzare anche l'aspetto commerciale di quello che noi andiamo a fare, se dovessimo vendere un servizio, un prodotto, un bene in questo caso. Importante un discorso legato all'applicazione di questa tecnologia, che è sia applicata in ambito ludico, nasce in ambito ludico, perché parte dal presupposto di cercare una realtà che sia essa stessa matrice di un gioco, che però ha delle ricadute reali. E qui mi viene la domanda: c'è differenza tra reale o virtuale? È la stessa cosa? Stiamo vivendo un'epoca in cui queste due diciamo, diversità diventano essa stessa un tutt'uno? Secondo me sì, però non ce ne stiamo rendendo conto. Pokémon Go, tra qualche anno diremo cavolo, farà la storia questa cosa. Abbiamo creato anche delle problematiche legate proprio a incidenti e quant'altro, legate a qualcosa di virtuale che non c'è, che è stato creato appositamente. Per cui questo tipo di applicazione vede anche la sua efficacia in ambito scientifico, tra cui la sicurezza. In America l'FBI sta utilizzando questo tipo di camere per documentare le azioni che vengono svolte all'interno, diciamo, di situazioni di crisi, dove è molto difficile documentare l'accaduto. Per cui questa tecnologia permette di togliere tutte quelle componenti che potrebbero essere dubbiose. Inizialmente utilizzavano delle GoPro, delle camere che avevano un'inquadratura grandangolare, però che non permettevano di vedere tutto nella scena. Usando questo tipo di strumenti si riesce a risolvere il problema andando a circoscrivere per cui ciò che viene, l'informazione che noi abbiamo è molto più ampia, perché abbiamo un campo di view maggiore, e questa cosa qua a livello anche di sicurezza, poi di dimostrare che una cosa è successa in un certo modo può avere anche una valenza giuridica. In ambito scientifico questo è stato applicato anche nella medicina, nelle operazioni a distanza, in cui chi opera ha una serie di sensori sostanzialmente, e in questo caso voi vedete la figura di un operatore, non di chi sta eseguendo l'operazione, che sta facendo vedere alla persona dalla parte opposta, poniamo, collegata con questa infrastruttura, che ha dei sensori aptici alle mani, alla quale praticamente genera il movimento che poi un robot lo riproduce, e lui ha questa immagine, diciamo, spaziale della scena. Stiamo giocando ma con la realtà. Questo è stato fatto, operazione anche di una certa entità. Per cui insomma, tenevo a farvi presente anche questo, che secondo me è importante. Per quanto riguarda la tecnica invece, banalmente vengono utilizzate delle ottiche grandangolari, è come fossero più camere. In questo caso ho due visori, due occhi, che hanno una visione molto estesa, che con una tecnica, diciamo, di deformazione anamorfica si riesce a creare un'immagine che in realtà viene gestita in maniera bidimensionale, ma poi con una ricostruzione diciamo tecnica, che adesso non sto a spiegare, prende una forma tridimensionale, o meglio sferica. E vi ho fatto questo schema per farvi capire più o meno come viene gestita l'immagine, e sono i lati, è un cubo, è un esaedro, che all'interno però contiene, diciamo, delle facciate in cui viene spalmata l'immagine. Questa è la tecnica più diffusa per usare il 360, che è quella nativa di Street View, Google Earth e quant'altro. Per cui abbiamo già realizzato alcuni video che poi magari possiamo vedere assieme al di là della diretta. Esattamente questo è proprio il modo in cui l'immagine viene dilatata, che poi viene ricomposta da un software interno e viene poi inviata in maniera utilizzando la rete. Questo è un altro esempio di immagine di visualizzazione diversa rispetto a quella che siamo canonicamente abituati a vedere, però abbiamo inserito degli elementi in realtà aumentata. Per esempio potrebbe essere un punto di identificazione, un qualcosa molto simile a questo, che permette di andare ad inserire degli elementi anche interattivi all'interno di questo video, quindi creare uno storytelling immersivo in un certo senso.
Questo per quanto riguarda il video 360 a livello tecnico. Forse quello di Cividale. Sì, vi faccio vedere adesso un video prima di passare la parola. Questo è un esempio di video che abbiamo realizzato in cui c'è una battaglia sostanzialmente è il Palio di Cividale. E qui stiamo proprio vivendo un videogioco, in sostanza. Stiamo vivendo un'azione che possiamo in qualche modo vivere in prima persona all'interno dell'azione. È un modo di vedere le cose diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Questo è un video che abbiamo realizzato per Comune Cividale, insomma. E adesso quando cambiamo, vedete, comunque c'è la possibilità di inserire scritte, inserire spiegazioni, guidare, se vogliamo, il nostro spettatore, altrimenti gli si può anche lasciare La scelta. completa libertà. Certo. Però a seconda del pubblico a cui ci rivolgiamo, magari possiamo avere persone che preferiscono avere un minimo accompagnamento all'interno della narrazione e altri invece che vogliono essere totalmente indipendenti per vivere Il momento, il momento come videogioco. Sì, c'è rifaccio la domanda, c'è differenza fra reale e virtuale? Stiamo vivendo una fase di di sovrapposizione, di ibridazione, cioè questo fa riflettere, questo viene propagato anche a livello della comunicazione, perché tante cose che noi facciamo le assorbiamo ma vengono generate con dei meccanismi che poi ci portano a valutare anche questi strumenti, diversamente da dire faccio un video canonico, pensato, qui faccio vivere un'esperienza che è personale e quindi vado a toccare un tassello che è ancora più emotivo e secondo me questa cosa può essere giocata a favore anche di un evento che può essere quello in questo caso un evento che è anche pericoloso da un certo punto di vista viverlo in questa situazione, però dall'altra parte ti fa comodamente da casa, tra virgolette, vivere un'esperienza che sarebbe molto difficile, personale oltretutto, perché adesso io sto facendo una regia, sto seguendo, potrei benissimo prendere la camera, decidere di buttarla verso il cielo e vedere le nuvole, ma diversamente potrei prendere e vedere cosa succede nell'azione. Questa cosa lo faccio in maniera individuale. Sugli smartphone che hanno la possibilità di visualizzare questa cosa anche attraverso Resta sul ok, utilizzando diciamo i giroscopi che sono dei sensori permettono di muoversi nello spazio in maniera naturale. Questo è un valore ulteriore che viene usato anche per dare più valore al video che vediamo. Diversamente l'esperienza che si può vivere con questi apparecchi, che questo veramente in prima persona viviamo. Molto banalmente questo visore nel quale c'è uno smartphone potrebbe essere una cardboard che può essere venduta con la brochure dell'evento o con la locandina, nella quale una persona la monta, si collega al link e quindi può usufruire di questa tecnologia che è quindi accessibile a tutti da questo punto di vista. Questo mi pare sia tutto per quanto riguarda il 360. Io mi ricollego a quanto ha detto Giacomo sulla regia. Costruire un evento in cui la regia non è presente è fare un passo indietro, però mantenendo lo stesso linguaggio. Noi stiamo cercando di essere molto attenti allo strumento nuovo, alla possibilità nuova, ma in realtà è tutta una questione di grammatica, perché la grammatica cinematografica e dell'audiovisivo ha delle regole che vedremo sono più o meno sempre le stesse e molte volte quando vuole fare un salto in avanti o vuole proporre qualcosa di nuovo non fa altro che guardare all'indietro. Io ho tirato fuori questo oggetto molto nuovo di tecnologia assolutamente avveniristica che è uno zooscopio, era l'oggetto più desiderato come regalo di Natale intorno al 1892-1893 e banalmente creava un effetto che se Giacomo mi... Sì, certo. Era nient'altro che quello che noi possiamo fare oggi costruendo una GIF. Quindi una mini storia che si ripete all'infinito, fruizione indipendente, sono libero, posso mettere un messaggio, questa era una serie di GIF che noi abbiamo fatto durante il Giro d'Italia, e di realizzazione e di accessibilità a portata di chiunque. Quindi per noi lavorare nell'audiovisivo significa andare a mantenere questa attenzione, ma ricordandoci sempre che è sempre diverso, ma alla fine è sempre lo stesso.
l'audiovisivo risponde a delle regole, risponde a una grammatica che qualcuno disse dopo 100 anni sarebbe morta, e in effetti è così. L'audiovisivo non ha cose nuovissime, ha strumenti nuovi, ha modi di fruizione nuovi. E in più l'audiovisivo e il cinema come sottofamiglia ha una difficoltà, che non ha una teoria. Siamo in un campo dove si parla di teorie e ogni disciplina cerca di dare la sua chiave di lettura. C'è la semiologia, c'è la sociologia, c'è l'intrattenimento, hai a che fare con una cosa che è un po' industria e un po' cultura e vive di questo strabismo. Ma alla fine è sempre lo stesso il percorso che facciamo e che noi facciamo in particolare. Ragioniamo per analisi della situazione, perché il nostro interesse è avere a che fare con altre realtà dall'inizio e non proporci solo come service tecnico, anche perché molti di noi dicono avremmo anche studiato per qualcosa. Sì. E quindi ci piace accompagnare il cliente o la persona con cui abbiamo a che fare dall'inizio, dal concept, e soprattutto a scrivere il soggetto, la storia che ci vuole dietro. In questo periodo, se voi fate una ricerca su Google, molto banalmente, sullo storytelling è una cosa come creatività. Oliviero Toscani ha detto non parliamo più di creatività, ha detto parliamo di snappuzzo, un'altra cosa, una parola inventata. Perché? Perché è una parola che si trova dappertutto e lo storytelling è uguale. Le persone vogliono un effetto di stupore legato alla nuova tecnologia, ma vogliono anche una storia che sia convincente. E per quello c'è bisogno di scrittura, a volte più rigida, a volte meno, ma comunque c'è una fase di scrittura. Dopodiché si passa alla fase di produzione. Giusto? Tutto bene? Sì, sì. Tutto quasi giusto. Perché in realtà, prima di passare alla fase di produzione, c'è una cosa che ogni tanto viene così dimenticata. E sono quegli strumenti che una casa di produzione, come siamo noi, può mettere a disposizione di altri per fare rete, per creare un business, per dare una possibilità in più. Marco, se ci illumini, Marco è la persona che su questo argomento sa più di tutti noi, per cui... Ecco, volevo parlarvi brevemente di due strumenti di investimento nel settore cinematografico che possono essere utilizzati da qualsiasi impresa di qualsiasi natura. Ecco, il primo strumento è il product placement. Cos'è il product placement? È essenzialmente un messaggio commerciale volto a influenzare l'opinione del pubblico cinematografico attraverso l'inserimento pianificato di un prodotto oppure del brand, dell'impresa, in un film, in un cortometraggio, in una serie TV. Come vedete qua c'è un esempio, qua c'è l'inserimento del brand FedEx all'interno di una scena del film Castaway con Tom Hanks. Quindi essenzialmente, in parole povere, il product placement è l'inserimento di un prodotto all'interno di scene di film che con lo scopo di aumentare le vendite del prodotto oppure di valorizzare ancora di più il proprio brand. Il product placement innanzitutto è una formula molto funzionale per un'impresa, in quanto si può essere molto specifici sul target sul quale l'azienda vuole puntare. Infatti diciamo, il mondo dell'audiovisivo è molto segmentato, nel senso che ci sono diversi generi, fantascienza, horror, thriller, e poi diciamo, il pubblico che va a vedere un film va a vederlo anche in base al cast che è presente, in base agli attori che sono presenti, per cui io azienda posso sfruttare questa cosa, perché se io ho un prodotto che ha determinate caratteristiche e so che queste caratteristiche possono appassionare anche un utente che è appassionato di fantascienza, io quel prodotto lo inserisco in un film di fantascienza e vado a mirare sul target che mi interessa senza assolutamente una dispersione. Ecco. Poi lo strumento del product placement ha anche
e può essere considerato anche un investimento a lungo termine, perché il prodotto che inserisco nel film io lo vedo al cinema, lo vedo quando prendo il DVD, lo vedo quando prendo il Blu-ray, lo vedo sulle piattaforme di streaming, Netflix, Infinity, quindi è un ciclo veramente infinito, e quindi forse può essere più conveniente per un'impresa adottare questa formula qua piuttosto che creare uno spot pubblicitario che va in onda tre volte al giorno per una settimana e si chiude lì. Quindi ecco, c'è un investimento continuo. Un'altra formula di investimento è il tax credit. Il tax credit praticamente ha la possibilità di compensare i debiti fiscali, quindi IVA, INPS, INAIL, IRPEF e quant'altro, attraverso l'investimento dell'impresa nel settore cinematografico. Detto in parole povere, e audiovisivo in generale. audiovisivo in generale. Ok, sì. Detto in parole povere, diciamo, se io impresa investo 10.000 euro in un film, una serie TV, in un cortometraggio, io posso sgravare attraverso l'aiuto, insomma, dello Stato parte di quell'investimento lì. La percentuale è il 40%. Io investo 10.000 euro e mi ritorno indietro 4.000 euro attraverso sgravi fiscali. Ecco, quindi questa qua è una formula che si può adottare, ha alcune caratteristiche, ovvero non può superare il 49%, l'investimento dell'impresa non può superare il 49% del costo complessivo del film, e si attua attraverso un contratto di associazione in partecipazione tra il produttore del film e l'impresa che vuole investire, e in quel contratto si può anche applicare una percentuale diciamo di ritorno di utili all'impresa che ha investito, utili che arrivano attraverso l'incasso nelle sale cinematografiche, attraverso il pagamento di Netflix e Infinity, e questa percentuale non può superare il 70% dell'intero ricavato che ha il film. Ecco, ci sono anche due esempi friulani che hanno adottato queste due formule. Come vedete lì, Modo Nutti Sedie di Cividale Friuli ha adottato la formula del tax credit per il film Come il vento, un film di una casa di produzione romana che è stato girato in tutta Italia, e nei titoli di coda appunto c'è scritto: questo film è stato prodotto anche grazie al contributo di Modo Nutti Sedie. Modo Nutti ha investito tot cifra e è ritornato il 40% indietro. Poi nel contratto non so anche quanti utili in percentuale sono ritornati. Un altro esempio, in questo caso di product placement, è l'azienda friulana Vini Cante. Vini Cante ha adottato un product placement e praticamente sono stati inseriti in una scena del film su un tavolo, come vedete, i vini Cante. E quindi diciamo ci sono state queste riprese di questa scena dove si poteva vedere benissimo il prodotto con un inserimento pianificato, come ho detto all'inizio. Questo film è sempre Come il vento, e se volete potete vederlo anche su Netflix, e lì potete vedere la schermata dove c'è il contributo di Modo Nutti e anche la scena in cui sono presenti i vini. Ok, riprendo io un attimo le redini del discorso dicendo che questi due strumenti noi ve li abbiamo presentati distinti per maggiore chiarezza, ma potete immaginarli anche assolutamente mescolati, e ci sono operazioni che nascono con un obiettivo e poi utilizzano lo strumento, ma ci sono anche altre tantissime operazioni che nascono ragionando con lo strumento e poi si vanno a cercare l'obiettivo, per cui partono dallo sponsor e poi vanno a creare l'evento, oppure l'evento stesso, una serie TV, una web series, è un modo per passare il messaggio dell'azienda che investe ragionando su ritorni pubblicitari su internet, perché poi le persone vanno sul loro portale, devono iscriversi, hanno ritorno, il portale è con pubblicità, con messaggi, con altre cose, per cui può essere una
forma di utilizzo dell'audiovisivo a cui tante volte uno non pensa, oppure ragiona in termini di campagna audiovisiva con, oddio, devo cominciare a ragionare io su come fare. No, ci sono degli strumenti dove si può sfruttare un cavallo che è già in corsa. Tutto qua. Una volta che abbiamo superato questa fase, noi di solito ci confrontiamo nella post-produzione. Ovviamente qui si tratta di tutto il lavoro che si fa una volta che la telecamera è spenta, e normalmente è la fase che viene sottovalutata da chiunque. Perché? Perché il video me lo posso fare io con il cellulare. Certo, esatto. Poi però quando andiamo a vedere il colore, però non è lo stesso colore dell'altro. Com'è che quello è più bello? Perché c'è qualcuno che in post-produzione opera color correction, lavora sul montaggio, fa almeno 3-4 proposte sulla stessa scena, e poi magari c'è qualcuno che di audiovisivo mastica un po' di più e dice ok, questa scena, questo modo di presentarla andava bene 20 anni fa e adesso non è più la stessa cosa. È come vedere un sito che è stato programmato e messo online 10 anni fa, ma non 10 anni fa, 6 mesi fa. C'è qualcosa che non ci torna. Per l'audiovisivo è così e all'ennesima potenza, perché ricordiamoci sempre che l'audiovisivo ha una caratteristica come linguaggio, che è una delle poche situazioni in cui tutto il nostro cervello è in azione, emisfero destro, emisfero sinistro e soprattutto la parte di inconscio. Per cui io quando mostro un audiovisivo posso aver programmato, fatto tutti i miei ragionamenti, ma quello che proverà il pubblico, quello non si sa. Il cinema è un'esperienza dello spettatore, non è lo schermo, è quello che succede nella nostra testa, è quello di cui parlate un'ora dopo, è quello che poi vi spinge a tornare a vedere una cosa. Ci sono gli strumenti per indirizzare lo sguardo, però c'è anche una parte di grandissima libertà. Una volta che uno ha completato questa cosa, normalmente il prodotto viene consegnato e noi aiutiamo anche a collocarlo. Nel momento in cui abbiamo fatto l'analisi della situazione e la strategia, se abbiamo un video aziendale andiamo a vedere anche quale sarebbe la sua collocazione. Se il sito in cui andrebbe a essere collocato ha bisogno di una rinfrescata, noi come casa di produzione abbiamo anche all'interno una persona che fa web designer e magari si cerca di lavorare un po' di più come comunicazione integrata. Per cui si nasce come casa di produzione audiovisiva e poi si diventa anche altre cose. Facendo così, finora abbiamo avuto diversi clienti, sono stati tutti contenti e, cosa più importante, non abbiamo fatto solo fornitura di servizi, quindi video aziendali, video di prodotti, campagna sugli eventi, ma abbiamo continuato sul nostro binario parallelo a picchiare anche su quello che riguarda la produzione. In questo momento abbiamo un progetto di produzione che sta partendo da Roma e speriamo coinvolga anche la Macedonia per un lungometraggio. Abbiamo un altro progetto sempre di lungometraggio che sta prendendo forma, sta venendo valutato dopo una collaborazione con uno scrittore inglese e sembra che anche questo avrà buono sviluppo. E poi una cosa per cui voi non lo sapete ma ci avete già aiutato, perché noi abbiamo partecipato al bando del Fondo dell'Audiovisivo regionale e il progetto che abbiamo portato avanti è stato quello di una serie TV o web series più facilmente come fruizione con la caratteristica, scusate, di essere girata con la telecamera a 360 gradi. Tutta la serie avrà una durata di un'ora, perché gli episodi non potranno durare più di 2-3 minuti. Immaginate di avere una scena con la telecamera a 360, voi non potete vedere tutto quello che succede contemporaneamente, quindi l'episodio lo dovrete rivedere per forza. Questo genererà più visualizzazioni, più contatti al sito. Tutti i ragionamenti sulla pubblicità e i ricavi che se ne possono generare li lascio a voi. Noi abbiamo fatto questa proposta e per avere un
po' più di forza, abbiamo detto cerchiamo dei partner interessati. Abbiamo parlato con Fabio e ho detto potenzialmente secondo noi una web series con questo taglio potrebbe interessare al Ditedi. Abbiamo presentato la domanda e giusto ieri c'è stata la comunicazione che il progetto è stato approvato, per cui noi siamo già finanziati al 50%. E quindi, calcolando che a parte noi di nomi nuovi nella graduatoria non ce ne sono, calcolando che un anno fa di questi tempi eravamo a tabula rasa, ci stiamo dando delle piccole pacche sulle spalle, ma non troppe. E poi, giusto per non annoiarci troppo, facciamo anche immagini per Get Images, perché ci hanno contattato loro, perché si sono resi conto fondamentalmente che qualche foto del Friuli c'era, ma a livello di video non c'era niente. E Get Images serve tantissimo alle aziende che hanno bisogno magari di fare un piccolo, ad esempio l'agenzia turistica di Sydney ha bisogno di presentare un pacchetto di immagini di un tour dell'Italia, le compra su Get Images, perché è sicuro che non ci sono violazioni di diritti, nessuno verrà ad accampare cose, ha un costo onesto e può scaricarle in alta risoluzione, bassa risoluzione, per utilizzarlo sul mobile, quello che vuole. E poi appunto abbiamo detto, vabbè, c'è ancora un po' di tempo, potremmo cominciare a ragionare col Ditedi, quindi speriamo di avervi fatto capire un po' qual è il nostro ambito di lavoro e per progetti, necessità video che avete, anche comunicazione integrata su cui possiamo ragionare, noi siamo qui. In più stiamo ragionando con Fabio, che intanto si dà la macchina giustamente, per quello che riguarda dei laboratori con i ragazzi, come erano stati fatti gli esploratori digitali 2 anni fa, perché io ho anche quelle competenze lì, insomma, non solo dell'audiovisivo, quindi potrebbe essere una cosa in più. E detto questo, se non c'è altro, grazie. Se avete domande, intanto che loro fanno il cambio dell'automobile, io sono a disposizione. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio Fabio per avermi invitato. Mi sono iscritto alla prima occasione, già subito mi hai preso a presentare EasyStaff. Io sono Fabio De Cesco e sono l'amministratore e uno dei soci fondatori di EasyStaff. Vi parlerò adesso in maniera abbastanza concisa, non vi annoierò troppo, di un po' della storia di EasyStaff e un po' anche di che cosa ci occupiamo. Allora, partiamo con la storia. Noi siamo nati, come accade in gran parte delle vostre aziende, no? Dalla conoscenza di un gruppo di persone accomunate da specifiche competenze, e in particolare io ho fatto una tesi di laurea nel 2005 con il professor Scherzi, un professore dell'Università di Udine, e su problemi di ottimizzazione di ricerca operativa, e sono entrato in contatto con altre persone e abbiamo deciso di poter avviare un progetto con un incubatore, che è l'incubatore Tecnoseed del Parco Scientifico Tecnologico, che ci ha per un certo periodo di tempo ospitato all'interno dei locali del Parco Scientifico. Abbiamo iniziato a lavorare sul nostro progetto e nel 2007 ci siamo costituiti. Appunto, ok. Nel 2013, a luglio del 2013, un avvenimento importante, il gruppo Zucchetti è entrato a far parte della compagine societaria di EasyStaff al 51%, quindi ci ha comprato sostanzialmente, ci ha acquistato. Il gruppo Zucchetti, penso che tutti voi lo conosciamo, è la prima azienda italiana di sviluppo software italiano, e ha un fatturato di più di 380 milioni di euro, ha 100.000
clienti in Italia, ha piccole sedi anche in altri stati e conta circa 200 partner esteri. Quindi per noi, adesso vi dirò di cosa ci occupiamo, naturalmente, ma per noi entrare a far parte di un gruppo così grande, con così tanti contatti, è stato ovviamente una bella spinta. Quindi siamo usciti dalla fase di startup, no? Dei 5 anni di startup, abbiamo avuto la fortuna, se così si può usare un altro termine forse, ma anche la bravura di poter entrare in contatto con questa grande realtà e oggi esserne parte. Poi nel 2014 abbiamo anche vinto il premio di miglior startup friulana costituita nell'anno 2007, che comunque per noi è anche questo insomma, un riconoscimento importante. Questi siamo noi, piccoli, giovani, abbastanza giovani, non giovani come i precedenti, ma siamo abbastanza giovani e siamo un team, tutti noi 5, adesso siamo in realtà, abbiamo acquisito un'altra persona, tutti laureati all'Università di Udine e tutti insomma nell'ambito tecnico, chi ingegneri, chi informatici. E finalmente veniamo a noi e cosa ci occupiamo. Noi sostanzialmente quello che abbiamo fatto è quello di prendere la ricerca che è stata fatta all'interno dell'università rispetto a problemi di ricerca operativa che poi vi parlerò e l'abbiamo trasferita sul mondo reale. Abbiamo creato delle applicazioni informatiche appunto per l'ottimizzazione per enti pubblici, aziende, poi vedremo università, eccetera, eccetera. Questo di solito, almeno a mio avviso, poi adesso il fatto che registriamo un po', vabbè, però questo trasferimento di solito viene fatto con molta difficoltà, quindi l'università tante volte, anche i docenti universitari, tendono a tenersi per loro, no, le cose che magari scoprono sono interessanti anche sul mercato poi finale. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter trovare delle persone disponibili nel mondo dell'università, collaboriamo ancora col gruppo di ricerca SAT di cui vi parlerò, e quindi abbiamo trasferito queste competenze sui casi reali. A parte il fumo che ho detto fino adesso da buon ingegnere gestionale, adesso vi faccio vedere un caso reale, un esempio dei problemi che affrontiamo. Allora, supponete di essere il responsabile dell'organizzazione del lavoro di una cooperativa sociale. Cooperativa sociale, ce ne sono tantissime anche qui in regione, sono quelle cooperative che permettono ai loro dipendenti agli infermieri, di poter andare nelle zone, no? nelle città, delle case dei malati per poter assisterli, fare determinati trattamenti, banalmente dargli da mangiare all'anziano. Quindi supponiamo di essere responsabile dell'organizzatore del lavoro e abbiamo di un comparto, ad esempio del Basso Friuli o Medio Friuli, abbiamo tutta una serie di persone, di dipendenti, no? 15, 20, 50, 100, a seconda della complessità del caso. Ognuno dei miei dipendenti che cosa avrà? Avrà un suo contratto aziendale. Il contratto aziendale, all'interno del contratto aziendale che cosa c'è? C'è ad esempio il numero di ore che lui può lavorare in una settimana, 40 ore, chi 24, chi è un part-time. Okay. Nel contratto aziendale poi c'è il fatto che magari un determinato dipendente non può lavorare il sabato e la domenica. E c'è il massimo numero di straordinari, quindi sono tutta una serie di piccoli cavilli che per noi diventano dei vincoli, no? Che non dobbiamo violare. In più, ogni singolo operatore avrà le sue ferie già confermate dal suo capo, quindi se lui mi dice che dal 1 luglio al 6 luglio non sarà disponibile non potrò utilizzarlo. In più adesso ci sono anche le preferenze, quindi il dipendente mi dice vorrei lavorare, se me lo concedi, di più il pomeriggio, no? Piuttosto che la mattina, piuttosto che il venerdì sì, il giovedì no. Quindi sono tutta una serie di vincoli, diciamo regole che devono essere rispettate quando andiamo a pianificare il lavoro. Nella parte destra cosa ho portato? Ho portato naturalmente gli utenti, gli anziani nel nostro caso specifico. E qui le regole sono ancora maggiori, come vedete, no? Quindi ogni singolo intervento che io devo pianificare avrà un suo range orario di intervento. Quindi l'utente Fabio Romano, dobbiamo andare ad alzare Fabio Romano dal letto per mezz'ora, ma devo andare in un range che va dalle 8 alle 10 di mattina, per mezz'ora. Ok, quindi range orario e durata dell'intervento. Per alzare Fabio Romano dal letto, visto che non è il tuo caso, insomma, ci vogliono 2 persone, quindi 2 di questi, ok, per mezz'ora. Numero di riposizioni a settimana, devo venire ad alzare ogni giorno. Preferenza degli operatori, quindi lui ha detto che io, Fabio De Cesco, è meglio se vengo io perché ti sto un po' più simpatico rispetto agli altri, anche questo è un caso. In più, Fabio Romano dove abiti? A Udine, poi in via. Ecco, io devo andare ad indicare l'indirizzo del nostro utente. Tutto questo perché? Tutto questo perché nel momento in cui poi io lancerò l'ottimizzazione, quindi lancerete
lanceremo gli algoritmi che abbiamo generato noi. Ovviamente la posizione geografica di Fabio Romano rispetto agli altri utenti è importante, perché non farò andare il mio infermiere da Gemona ad Aquileia e poi a Portogruaro e poi a Trieste, no? O dovrò farlo girare nei dintorni, in modo tale da ottimizzare i percorsi, quindi le spese. Quindi questo è ad esempio uno dei piani, no, che abbiamo generato. Questo significa che, se riesco a riprendere l'uso del mouse, che l'operatore Valentino Mazzon farà 5 attività nella giornata specifica, andrà prima dall'utente Stefani, poi da Molin e andrà insieme al suo collega Turchetto, ok, per questa durata e via avanti. Quindi questa è una pianificazione che, come capite bene, rispetto a tutte le variabili che abbiamo visto, non è semplice da realizzare. Lì dentro, in questa slide, c'è questo logo, che è il logo di Itaca, che è una cooperativa sociale abbastanza nota qui in Friuli, con cui abbiamo lavorato insieme ad un partner proprio per questo tipo di problema. Okay, tutto questo appunto per poter ottimizzare i percorsi, ottimizzare i chilometri, ottimizzare i tempi e quindi fare in modo che gli operatori vadano a servire più utenti possibile. Questo è un esempio. Un altro esempio, sulla parte sinistra, supponiamo di essere adesso, ci mettiamo il cappello del responsabile dell'organizzazione del lavoro di un call center, della Vodafone, call center Vodafone ad esempio. Da questa parte abbiamo i nostri operatori, ognuno dei quali di nuovo con i contratti aziendali, ferie e preferenze. Di qua invece che cosa abbiamo? Abbiamo il numero di chiamate storico che arriva al call center in un determinato giorno, ad esempio il lunedì, in una determinata fascia oraria, dalle 8 alle 8:30. Ok. Quindi storicamente il mio centralino ha memorizzato che avrò 35 chiamate in quel range di mezz'ora e quindi trasformando queste 35 chiamate avrò 5 persone, no, 5 operatori che devono essere presenti nel mio call center per offrire quel servizio. Poi dalle 8:30 alle 9 un altro range di chiamate e via avanti. Qui il problema, capite bene, è abbastanza simile a prima, però i vincoli sono un po' diversi. Qua si parla di una cosiddetta curva di fabbisogno, che è questa qua. Quindi questa è la curva di chiamate storiche che in questo giorno specifico entrano all'interno del call center, questa blu. Questa rossa invece è quello che noi abbiamo ottenuto con la pianificazione. Quindi chiamate storiche trasformate in numero di persone che mi servono, questo deve combaciare il più possibile con gli orari di lavoro dei miei dipendenti, in modo tale che io avrò più dipendenti in questa fascia oraria qui, perché ho più chiamate, e avrò meno dipendenti qui in coda, perché alle 5 di mattina spero che insomma, non mi chiami nessuno per comprare una maglietta, no? Questo loghetto qui è il loghetto di QVC, le vostre mamme o nonne, mia mamma ad esempio, ogni tanto mette sul canale 28, mi sembra, è un canale di televendite, no? Canale di televendite che a seconda del palinsesto che c'è in quel momento ci sono le signore che prendono il telefono e chiamano e la comprano, no? Perché ci sono le promozioni, quindi sulla base anche delle promozioni c'è una curva stimata e quindi è necessario pianificare persone. Chiaro che la nostra curva rossa dovrebbe stare sopra la curva azzurra, perché altrimenti la persona chiama, sta 5 minuti al telefono, dopo dice boh, vado all'outlet a comprarmi, no? Non lo compro online. Ma non dovrebbe neanche stare troppo sopra, perché altrimenti ho inefficienza, ho troppe persone rispetto a quante me ne servono. Quindi questo è un altro problema. Ecco, ovviamente non ho portato questi problemi a sproposito, proprio perché ecco, noi abbiamo implementato degli algoritmi, un pool in realtà di algoritmi, più algoritmi, che stanno dentro a questo nome Workforce Planner, che proprio permettono di pianificare, organizzare il lavoro, come capite bene, in grandi realtà aziendali. I settori sono quelli che io ho esposto qua in questa slide, quindi il call center, le cooperative, le case di cura, gli ospedali, i negozi, gli istituti di vigilanza, insomma tutte le realtà grandi con tanti dipendenti, grande variabilità del lavoro, ma soprattutto grandi direi, no? Quando hai grandi realtà sicuramente questi problemi vengono fuori. Ecco, la strategia che noi abbiamo usato in questo settore è stata quella di focalizzare la nostra attenzione sugli algoritmi basati su tecniche metauristiche di ricerca operativa, non vi annoio più di tanto, ma quello che abbiamo pensato quando abbiamo iniziato a lavorare su questa avventura, no, è quello di dire, beh, noi non c'è nessuno, cioè siamo partiti, come dicevi tu prima, no, da niente, no?
Quindi andare da QVC, andare da Itaca, andare da Lincoln o da Giovanni Rana, ho fatto qualche nome, era impossibile. Quindi noi abbiamo detto, bene, allora noi costruiamo l'algoritmo e poi ci colleghiamo il nostro algoritmo a dei partner più grossi, no? Ed è anche questo stato il motivo per cui Zucchetti poi ci ha messo gli occhi addosso, no? Quindi è un po' come avere lo stesso motore dell'auto montato su più telai diversi. Ecco. Questi sono 4 partner con cui lavoriamo adesso, in particolare Zucchetti, che è il nostro socio anche, Oltremare, che è un'altra società di Udine, forse qualcuno di voi la conosce, che è entrata a far parte, tra l'altro anche questa da qualche mese, del gruppo Zucchetti, Innovectors, che è una società del parco scientifico con cui abbiamo trattato il problema di Itaca, che vi facevo vedere prima, e Bloomtech, che è una società di Conegliano Veneto. Tutti e 4 queste realtà lavorano sulla gestione delle presenze sostanzialmente, quindi hanno già dei software, no? Loro, a cui poi noi all'interno di questi software abbiamo montato il nostro motore. In particolare Zucchetti ha un modulo della sua suite HR che si chiama Z-Scheduling, all'interno del quale girano i nostri motori di ottimizzazione dei turni. E abbiamo ad oggi più di 100 clienti, Zucchetti ha più di 100 clienti su questo modulo, su cui ovviamente poi ridistribuisce anche a noi ovviamente i ricavi di questo modulo. Questo che io vi ho presentato, Workforce Planner, è una parte delle attività che noi facciamo. La seconda parte è quella che riguarda invece l'università. Quindi i nostri clienti in questo caso sono le università. Abbiamo costruito nel tempo, a partire da un singolo modulo, una suite informatica web, dei servizi web, sotto il nome di Easy Academy, per la gestione e l'organizzazione delle attività didattiche e la gestione delle aule di un ateneo. È appunto composta da vari moduli, da vari pacchetti. Qui abbiamo costruito noi sia l'interfaccia grafica, quindi la piattaforma, sia gli algoritmi, e questi moduli poi sono integrati con altri software che vengono utilizzati negli atenei. Non va più avanti. È ripartito. Proviamo a... Sì, adesso abbiamo la dispositiva, giusto. Ecco. Queste sono le università che oggi, singoli loghetti, che oggi utilizzano i nostri moduli di Easy Academy. Sono 29 oggi su 60 università in tutta Italia, quindi metà delle università le copriamo. Quando siamo conosciuti la prima volta con Fabio ne avevamo una decina, quindi nel corso del tempo siamo riusciti a recuperare diversi clienti di diverse università. La prima in alto a sinistra ovviamente è l'Università di Udine, no? Dove noi giochiamo naturalmente in casa, ed è stata la prima che ha scommesso sui nostri moduli. Poi ci sono anche delle realtà prestigiose come la LUISS, la IULM, che sono 2 università private, in particolare al nord. Ecco, questo devo essere sincero, è molto apprezzato anche perché siamo un po' più vicini, no? Quindi riusciamo a gestirli un po' meglio. I moduli che compongono la suite Easy Academy sono 5, sono questi, poi in realtà adesso ne abbiamo anche altri. Il prodotto di punta è il primo, EasyCourse, da cui siamo partiti, che è una soluzione che permette alla, esempio, facoltà di ingegneria, che non esiste più, la scuola di ingegneria dell'Università di Udine, di poter pianificare automaticamente gli orari degli studenti e dei docenti. Poi ne abbiamo altri per la calendarizzazione degli esami, delle tesi, la gestione delle aule, l'applicazione mobile, di cui adesso vi farò un esempio. Ecco, all'interno dei primi 3 moduli esiste anche un algoritmo che abbiamo costruito noi. Sono tutti web, a parte l'applicazione mobile, va bene. Ecco, il bello di tutto questo, e il succo poi di quello che noi facciamo, è questa configurazione di pesi. Quindi ogni singola struttura, la facoltà di cui parlavo prima, può pianificare gli orari in modo completamente diverso rispetto ad un'altra scuola. E queste regole, vedete quel numerino da 0 a 1000, quella lì è una leva che ci permette di dire dopo, cioè prima che andiamo a risolvere il piano, se una determinata esigenza ha più o meno importanza. Questo è come funziona l'algoritmo, no? Quindi si configurano queste pesi, si schiaccia su risolvi,
sistema ti propone un orario già preconfigurato che poi può essere visionato e infine pubblicato. E questo è il valore aggiunto delle nostre soluzioni, perché sul mercato ci sono altre soluzioni che fanno gestione degli orari, gestione delle aule, ma nessuna ha un algoritmo così efficiente, almeno sul mercato italiano, sto parlando. Ecco, da qualche tempo ci siamo anche buttati sul mobile, anche perché avevamo i dati per farlo, e adesso abbiamo una decina di applicazioni sugli store. Questa partirà già sullo store, in realtà Easy Uniud è un'applicazione mobile che servirà agli studenti di Uniud per poter visualizzare online gli orari delle lezioni e visualizzare, ad esempio, qui ho portato una schermata della visualizzazione delle aule, quindi lo studente cliccherà su aule, visualizzerà le sedi dell'Università di Udine, che non sono poche, come vedete. Clicco su Palazzo Antonini e lui vi fa vedere in tempo reale quali sono le aule che sono occupate e da che cosa, e libere per andare a studiare, no? Quindi non so chi voi ha fatto l'Università Udine, io, la cosa più fondamentale per noi era giocare sotto le scale, primo, con il Risico, no? O a Briscola. E poi la seconda cosa era quella di andare a studiare nelle aule, quindi trovare un'aula libera, sì, dovevi fare un po' il giro, no? E magari ti arrivava la lezione subito dopo. Con questo strumento, insomma, possiamo essere aggiornati subito sull'occupazione. In più, la cosa veramente interessante è il fatto di poter inviare delle notifiche push, gli amministratori degli orari inviano delle notifiche push agli studenti dicendo domani il professor Scherf è ammalato e non c'è la lezione, quindi evitiamo che gli studenti vengano inutilmente all'università. Questa è una delle applicazioni, ne abbiamo circa una decina adesso sugli store di varie università. Beh, come obiettivi futuri appunto abbiamo l'intensificazione dell'azione sugli atenei e l'aumentare del numero di partner e dei clienti su Workforce Planner. Adesso stiamo facendo, con una fatica abbastanza importante, un processo di internazionalizzazione soprattutto della parte dell'università, usufruendo anche del network Zucchetti. Però adesso abbiamo tradotto tutti i nostri software in spagnolo e abbiamo fatto delle presentazioni in due università grosse spagnole, una di Barcellona e una di un'altra città che non ricordo, tra l'altro, però è un processo obiettivamente abbastanza complesso, per quello che abbiamo notato è che devi essere veramente radicalizzato nel territorio, quindi la difficoltà sarà quella di trovare dei partner giusti sul territorio, però adesso con un po' di fatica cercheremo di fare anche questo. In più adesso stiamo affrontando altri problemi, ad esempio quello dello sport scheduling, quindi la calendarizzazione ovviamente ci sono già delle soluzioni sul mercato che fanno la calendarizzazione dei piani non sportivi, l'assegnazione di arbitri alle partite, che anche quello è un problema di ottimizzazione. Insomma, stiamo facendo diverse cose anche in altri ambiti. E con questo ho finito. Grazie per l'attenzione. Grazie Fabio. Prego. Così ho contatto. Come? Usiamo il mio così ho contatto. Sì. Lucia,
bugia. Ah, bugia, scusa. No. Bisogna fare il cambio. Arrivederci. Ce l'abbiamo fatta. Serve audio? No. Vediamo se il puntatore fa il suo. Perfetto. Benissimo, ci siamo. Allora, ringraziamo anche noi per questa opportunità di presentarci al DTD Network. Noi siamo Ligalai e Ligalai come azienda nasce non solo dall'incontro di professionalità diverse, digital forensics, security, eccetera, ma nasce soprattutto da un'esigenza di mercato, da una necessità. E in particolare l'esigenza di poter acquisire prove online, prove utili per processi penali, civili o giuslavoristici. Perché questa necessità? Innanzitutto perché abbiamo un enorme aumento dei casi. Adesso non stiamo a vedere i singoli grafici, qui sono grafici riguardanti la diffamazione online in Europa, l'IPR infringement in Europa, il contenuto, la pubblicazione di contenuti illegali in Europa. Abbiamo aumenti annuali del 5, 10, 20%, quindi aumenti notevoli dei casi. Per fare qualche numero, in Italia si parla all'incirca di 30.000 procedimenti per diffamazione all'anno in Italia. Siamo un popolo litigioso. Con tanti avvocati. Con tanti avvocati, quindi diciamo che il cerchio si chiude. Ma anche perché c'è una pervasività sempre maggiore delle nuove tecnologie. Le nuove tecnologie ci danno un falso senso di anonimato e di distanza e quindi tendiamo con i nuovi strumenti a scrivere, postare cose che nella vita reale non ci sogneremo mai di fare. Perché se in un ristorante io non mi trovo bene, posso benissimo dire al gestore: guardi, non mi sono trovato bene, ma genericamente su TripAdvisor esco e scrivo una riga di insulti che mai mi sognerei di fare rispetto a quelle persone. Quindi abbiamo tutta una serie di reati che accadono e sono relativi soltanto al mondo digitale e reati che si stanno trasferendo dalla realtà al mondo digitale, quindi stalking, che diventa stalking online, diffamazione, che diventa diffamazione online, quindi un aumento di questi reati. Inutile menzionare tutti i casi di cronaca quotidiani. Questi tipi di reati hanno la necessità di dover acquisire le prove in maniera certa, perché al contrario di altri casi di cronaca proprio di questi giorni, dove c'è la necessità che dei contenuti online sparissero e non sparivano, quando nel caso di diffamazione c'è la necessità che il contenuto rimanga disponibile una volta che si arriva in giudizio, in genere invece il contenuto sparisce e non viene più recuperato. Quindi c'è questa splendida caratteristica di Internet. Noi lavoriamo in questo secondo caso, quindi quando abbiamo necessità che la prova rimanga disponibile. Abbiamo quindi su Internet una serie di fonti completamente diversificata di possibili prove, come vengono raccolte in questo momento le prove. Purtroppo, spesso, si procede alla mera stampa della pagina web o raramente lo screenshot, si salva lo screenshot, si inserisce in un documento di Word. Questo purtroppo è quello che accade, quello che viene portato in aula. Ovviamente questo tipo di attività non ha alcuna valenza probatoria, perché è facilmente contraffabile. Noi stessi l'abbiamo fatto in alcuni casi in aula, dove abbiamo portato delle pagine web, abbiamo prodotto le stesse pagine web stampate alterate, avvisando il giudice che erano delle prove alterate per dimostrare quanto era facile, in cui il messaggio veniva ribaltato e quindi veniva detta la cosa esattamente al contrario. Ma non solo è contraffabile, quindi c'è un dolo, potrebbe esserci un errore umano, quindi il documento salvato in questa maniera potrebbe essere cancellato, oppure potrebbe essere stato preso da un sito diverso perché magari il sito non è visibile, oppure potrebbe essere stato modificato da un malware o da qualche altro tipo di dispositivo esistente. Per tutta questa serie di motivi, fino a che l'elemento originale esiste ed è comparabile con quello prodotto, non c'è alcun dubbio sull'autenticità e sulla conformità. Nel momento in cui l'originale viene cancellato,
e credetemi che se venite portati in aula per diffamazione la prima cosa che fate è cercare di eliminare il messaggio diffamatorio che avete postato, ovviamente in aula non va poi così bene, perché viene a mancare l'elemento di prova che testimonia l'esistenza dello stesso motivo per cui si viene portati in aula. Purtroppo non si può fare come in altri casi relativi alla digital forensics, non c'è un disco da estrarre, da copiare, non c'è un dispositivo mobile da collegare a un UFED da acquisire. Ci sono delle notevoli difficoltà tecnologiche nel cercare di acquisire una prova online. Che procedura seguire? Non c'è una letteratura, non c'è una normativa, o meglio, non c'è una normativa, c'è un po' di letteratura del settore. Tra l'altro stranamente italiana e non internazionale. Più che una procedura vera e propria si parla di, il puntatore non si vede, si parla di 3 elementi che bisogna garantire. Bisogna garantire che l'ambiente di acquisizione, l'ambiente su cui noi operiamo, è un ambiente bonificato, bisogna garantire che l'operatore non faccia qualcosa per alterare questa prova e bisogna garantire che la connettività tra l'ambiente di acquisizione e il sito web che ospita il contenuto sia bonificata anch'essa e non vi sia una presenza di qualche strumento atto a modificare il dato mentre transita. Come garantire queste 3 cose? Genericamente, se parlate quindi non con qualcuno non del settore ma con un esperto di digital forensics, vi consiglierà di avviare una distribuzione Linux ed eseguire una serie di attività manuali che servono per cercare di garantire quei 3 elementi che abbiamo menzionato prima. Questa sicuramente è un'attività estremamente migliore rispetto alla mera stampa o al salvataggio dello screenshot, però lascia alcune lacune anche questa. Non riesce a garantire completamente la bonifica dell'ambiente su cui operiamo, adesso non entriamo nel tecnico, ma è difficile riuscire a garantire al 100% che operiamo dalla stessa distribuzione Linux che abbiamo dichiarato di utilizzare, e soprattutto potrebbe cadere nella parte di connettività, nel dimostrare che la rete, la connettività che stiamo utilizzando non ha al proprio interno qualche tipo di dispositivo che modifica il dato prima che arrivi al nostro ambiente di acquisizione. Quindi io mi collego al router che si collega a internet, tra router e internet io metto un dispositivo che ogni volta che visualizza un messaggio di una certa persona da Facebook cambia il contenuto e lo trasforma in altro. Quindi quando io vado ad acquisirlo io non vedo qualcosa che è conforme alla realtà, ma è qualcosa che è modificato per fare qualcosa. Altri 2 svantaggi di questa procedura è che è molto esosa in termini di tempo. Per traviare, registrare, fare tutte queste cose possono passare un'ora, un'ora e mezza, 2 ore di attività di un consulente. Oltre a questo è prona al fallimento, perché c'è una serie di documenti, prona all'errore umano, scusate, perché c'è una serie di comandi che devono essere digitati un po' a memoria, un po' seguendo un brogliaccio, e quindi dimenticarsi un comando fondamentale potrebbe produrre in seguito l'annullamento, l'invalidamento della prova raccolta. Da qui noi abbiamo avuto un'idea: togliere un elemento di questi 3, eliminare l'utente e la possibilità che l'utente intervenga negli altri 2 elementi. Abbiamo pensato quindi a una sorta di procedura diversa che utilizza un metodo diverso per acquisire le prove. Questa procedura, essendo una procedura in un software, è stata brevettata. La procedura è stata studiata in modo da rispettare tutta una serie di normativa, giurisprudenza, letteratura italiana, estera, e non soltanto quella meramente richiesta, ma anche pensando al futuro e cercando di lavorare al 200%. A questo punto, grazie a un team di cui poi parlerà Dario, abbiamo preso l'idea, abbiamo preso la procedura e è stata trasformata in un servizio. In questo modo, grazie a questo servizio, l'infrastruttura di acquisizione dell'elemento online è virtualizzata ed è posta al di fuori del campo d'azione dell'utente. Quindi l'ambiente di acquisizione non è più il portatile, anche se io uso questo portatile per accedere al servizio.
l'ambiente di acquisizione diventa un server virtuale che sta in un'infrastruttura monitorata. In questo modo io accedo da questo computer, ma quello che viene veramente visualizzato viene visualizzato in un'infrastruttura distante in cui io come utente non ho la minima possibilità di intervenire neanche se volessi. Questa infrastruttura è monitorata e certificata grazie a una serie di collaborazioni con anche alcuni istituti universitari. Ne viene monitorata la connettività di internet, quindi risolviamo entrambi gli elementi importanti. Un altro elemento che è molto importante per chi lo utilizza è che è estremamente semplice da utilizzare. Si accede al sito di Legalai, ci si autentica. A questo punto si inizia a navigare in una sorta di browser dentro un browser. Tutto quello che viene fatto in quel browser viene registrato. Quindi per poter utilizzare il servizio basta saper navigare in internet. Si inserisce la pagina da acquisire e si può fare una visualizzazione, viene registrato un video di tutta la navigazione, vengono scaricati degli screenshot, si può fare tutta una serie di attività utili. Finita la navigazione, in questo caso possiamo scaricare interamente il sito, scattare uno screenshot, oppure tramite dei plugin scaricare interi profili di Facebook, di Instagram, quindi anche un'attività che in gergo si chiama OSINT, quindi per poter scaricare una serie di informazioni utili in massa e non andando meramente a prendere soltanto il messaggio che ci serve, quindi anche ipotizzando un utilizzo un pochino più complesso rispetto alla semplice diffamazione che in genere è precisa e puntuale. Terminata la navigazione, automaticamente il servizio provvede, l'infrastruttura provvede a comprimere tutti gli elementi ottenuti assieme a tutta una serie di altri elementi volti a certificare l'originalità e la conformità della prova in un unico archivio. L'archivio viene cifrato, quindi a disposizione solo dell'utente, viene ospitato sull'infrastruttura ma senza password di cifratura non si può accedere al suo contenuto. Viene marcato temporalmente, quindi viene garantita anche l'esatto momento in cui è stato prodotto e viene corredato da una relazione tecnica di una decina di pagine, piuttosto stringata ma efficace, che descrive l'intera infrastruttura, descrive il metodo utilizzato, descrive la normativa a cui l'infrastruttura è compliant e che quindi può essere direttamente stampata e assieme a magari a un DVD con l'archivio masterizzato può essere consegnata volendo direttamente all'autorità giudiziaria con un tempo di lavoro per il consulente tecnico che si riduce da 2 ore a 10 minuti. Questa è una schematizzazione del processo, quindi l'utente naviga e il sistema produce 2 output, un archivio cifrato e marcato temporalmente e una relazione tecnica pronta per essere eseguita. In questo modo Legalai punta a diventare una sorta di garante digitale dell'esistenza delle prove online. Passo la parola a Dario per la parte. Spiegando come funziona l'accesso. Rivediamo rapidamente quelli che sono i punti di forza, no? Quello che un pochino ci differenzia da, in realtà, niente, perché sul mercato non esistono soluzioni di questo tipo. La soluzione è innovativa, esistono dei software che facilitano l'attività di Digital Forensics Expert, ma richiedono installazione sulla macchina e ovviamente possono essere condizionati da una esecuzione non corretta delle attività. Sì, tendo a precisare che non esistono, non sul mercato italiano, non esistono nell'intero mercato internazionale. Il primo punto di forza su cui siamo concentrati è la semplicità. Poter acquisire una prova deve essere un'operazione semplice, rapida, non deve creare ulteriore lavoro Digital Forensics Expert al soggetto che utilizza lo strumento. E su questo credo abbiamo fatto un buon lavoro perché alla fine lo strumento ha 3 pulsanti: salva un screenshot, salva l'intero sito o semplicemente con la navigazione, come in un browser, acquisisce comunque le varie informazioni. L'altro aspetto è la parte di ammissibilità. Posso anche raccogliere delle prove, ma se non sono in grado di presentarle in maniera corretta in, per esempio, sede forense, tutto il lavoro viene vanificato. Quindi questo discorso documentale che lo strumento produce oltre agli archivi facilita l'attività digital forensic dell'avvocato e della persona che queste prove le deve poi presentare in aula.
L'altro aspetto è l'economicità, vista su due fronti. Da un lato il tempo, il Digital Forensics Expert spesso è un professionista, quindi ha un problema di tempo nella sua giornata ed è bene che la sua attività sia rivolta verso consulenza, laddove può averlo raggiunto, non verso attività di manualità, seppure così delicate. E quindi da questo punto di vista i tempi di acquisizione veramente sono l'ordine di minuti. Accedo, navigo, esco, la mia relazione è pronta, la mia acquisizione è stata fatta. L'idea Legalai è stata brevettata e vogliamo che diventi un pochino quello standard che in questo momento manca, lo strumento con cui si ha la tranquillità di poter acquisire in qualunque momento, a qualunque ora del giorno e della notte, in qualunque situazione, una prova su internet. Quando parliamo di prove intendiamo ovviamente, come diceva, siti, ma anche video, streaming video, qualunque tipo di materiale che sia acquisibile o fruibile tramite la navigazione. L'infrastruttura, per come è fatta, è un insieme di procedure che sono attorno all'infrastruttura e alla gestione della stessa, danno anche una garanzia di funzionamento dell'infrastruttura. E tutto questo viene documentato e messo nella relazione, per cui siamo tranquilli che quella prova è una prova correttamente acquisita in un ambiente che è correttamente monitorato e protetto. La cosa che mi piace, insomma, è la fortuna di essere amministratore di questa realtà. Marco è Digital Forensics Expert, quindi è una delle persone che utilizza lo strumento, oltre che aver avuto diciamo, l'idea, aver dato una mano allo sviluppo, ma la cosa che secondo me è molto bella è che Legalai è un prodotto veramente tutto friulano. È nato da un'idea di 3 persone, dato poi da un team tecnico, 2 anni di attività, di ragionamenti, di idee, possiamo farcela, non possiamo farcela, ragioniamo sia sul punto di vista tecnico, che non è banale, sia dal punto di vista legale, sia dal punto di vista di sostenibilità ovviamente dell'impresa. C'è stato poi un team tecnico gestito da Francesco, che in anni fa finta di nascondersi, ma è lì, che ha consentito in 12 mesi di avere un prodotto veramente innovativo. Devo dire che nel nostro percorso abbiamo avuto la fortuna di trovare, e sempre qui a livello locale, questo mi piace ricordarlo, una serie di partner, soggetti che hanno creduto nel progetto, che hanno lavorato con noi nello sviluppo. Tecnicamente è un'impresa che, nonostante le competenze in casa, richiedeva comunque N specialità, e quindi abbiamo avuto la fortuna di trovare sia un appoggio dal punto di vista, devo dire, finanziario, sia un appoggio dal punto di vista dei partner tecnologici che ci hanno aiutato a rendere il prodotto fruibile e funzionante, ma anche di 2 realtà importanti nel settore italiano di Digital Forensics che hanno sentito parlare del prodotto, hanno detto: cavolo, questa è un'idea innovativa, vi diamo una mano nel provarlo, nel testarlo, nel far evolvere la soluzione. E quindi devo dire che veramente è un lavoro sì di team, ma di team esteso. A chi ci rivolgiamo? In questo momento il prodotto si chiama Legalai Pro, azienda monoprodotto, un servizio, e ci rivolgiamo prima di tutto ai consulenti di Digital Forensics. Vogliamo dargli uno strumento che gli consenta di fornire servizio ai loro clienti, fornire servizio a chi ha bisogno di acquisire prove in una maniera tranquilla e sicura, facendo risparmiare tempo e garantendo un alto standard qualitativo. Ci rivolgiamo anche ad avvocati e commercialisti e comunque professionisti che possono avere interesse per conto proprio o conto di un cliente di acquisire informazioni su internet. Come detto, la fruibilità del sistema è veramente eccezionale. Sempre sul sito legale.it si registra, alle 10 di sera ho bisogno di acquisire una prova, non sono registrato, in 3 minuti sono in grado di fare l'acquisizione. Poi ho tutto il tempo, e il vantaggio di Legalai è proprio di guadagnare tempo. Cristallizzo la prova, ho tempo di parlare con il Digital Forensics Expert, ho tempo di parlare con l'avvocato, ho tempo di parlare anche con la persona, per esempio, che ha fatto un certo tipo di attività magari diffamatoria nei confronti. Non è detto che debba andare per forza in tribunale, posso cercare anche un accordo o semplicemente dire: guarda, io ho la prova qui, cancella questa cosa e chiudiamola qui per evitare di proseguire in altre strade. Una cosa che abbiamo voluto fare proprio per dichiarare anche il Digital Forensics Expert che siamo qui a dargli uno strumento, non siamo qui a fare una concorrenza, che poi non avrebbe senso, noi diamo un pezzettino di un servizio molto più ampio, è quella di costruire una rete di professionisti
che sono pubblicizzati all'interno del sito Legalai, perché chi ha bisogno magari di fare un'acquisizione, l'avvocato che arriva lì, non solo ha bisogno di fare la fotografia in quel momento di quello che succede sul sito, ma ha anche bisogno della consulenza, dell'informazione, magari che gli venga detto non basta la semplice stampa di una pagina, ma serve un qualcos'altro. E quindi all'interno del sito abbiamo costruito una rete di professionisti tramite il quale la persona che accede al sito può contattare il professionista di zona che ritiene per avere eventuali informazioni e suggerimenti. Un'altra cosa in cui crediamo molto e che stiamo cercando di fare in maniera più intensiva possibile è quella della formazione. Purtroppo, come si diceva, l'abitudine del stampo il foglio e vado in tribunale, dopo 2 anni purtroppo mi invalidano la prova e resto non solo diffamato ma anche non ho avuto la possibilità di far riconoscere, di far valere i miei diritti, è una cosa che avviene spesso e questo è un problema di cultura. Quello che quindi cerchiamo di fare è fare seminari di sensibilizzazione e informazione rivolte ai digital forensics per far sapere che c'è un prodotto che può servirgli, ma rivolto ad avvocati, commercialisti, per spiegare guardate se arriva il cliente, l'azienda che ha avuto per esempio concorrenza illecita, qualcuno ha preso dei prodotti li ha copiati, è inutile che stanno nella pagina, c'è uno strumento, ci sono dei professionisti che seguono questi aspetti, rivolgiti a chi di dovere, non perdere tempo, non buttare via soldi in cose che poi non ti portano ad avere i tuoi diritti tutelati. E quindi oltre a questo ci rivolgiamo ovviamente anche a realtà che si occupano nello specifico di prevenzione e mitigazione dei crimini online, quindi sia il prodotto che è in fase di sviluppo che si rivolge specificatamente alle forze dell'ordine per fornire uno strumento che li agevoli in attività. Riteniamo quindi avere un ruolo non solo di business, come naturale che ci sia, ma anche un ruolo sociale, di dover fare formazione e diffondere contenuti. Una cosa fresca ma interessante è che il BIC, l'incubatore Fiducia di Trieste, ci ospiterà a partire dal prossimo mese, quindi saremo insediati presso la realtà lì, anche se manterremo qui una parte di sviluppo tecnico, e questo per noi è un bel segnale, un'opportunità di aprirci anche un pochino di fuori della nostra area territoriale di appartenenza. Un'altra cosa che abbiamo voluto fare qualche mese fa è di partecipare al cosiddetto framework Horizon 2020, se ne parla tantissimo, è un framework fondamentalmente che va a fornire contributi, supporto, facilitazioni per l'espansione di prodotti, servizi strategici in ambito europeo. Abbiamo fatto un piano quindi di espansione su 7 paesi in Europa, essendo la tecnologia appunto unica e brevettata e di impatto, e quindi abbiamo ipotizzato un piano di sviluppo di 5 anni. L'abbiamo proposto alla comunità europea. Il progetto è stato considerato Disruptive Innovation, quindi per la possibilità di non solo fornire uno strumento per tutelare i diritti, dove in questo momento gli strumenti sono poco conosciuti, ma diciamo anche perché si ritiene che l'utilizzo dello strumento possa ridurre questo fenomeno di crescita della criminalità. Se fino a ieri potevo scrivere una frase diffamatoria e ero quasi tranquillo di poterla fare franca, oggi so che c'è uno strumento che in qualche modo può inchiodarmi, per cui ci aspettiamo che nel piccolo, insomma, quello che possiamo fare, riusciamo a dare un segnale che va a contrastare quelle curve preoccupantemente in salita che abbiamo visto prima. Devo dire che in questo progetto europeo abbiamo trovato il supporto veramente di tante aziende, tante realtà che ci hanno supportato verso la comunità europea, dicendo crediamo in questo progetto, fra cui appunto si citava il Dipartimento di Scienze Giuridiche, delle aziende estere, l'Università Svizzera, ci hanno dato supporto alla SUPSI, e quindi siamo riusciti ad andare con un progetto come Freelamo in Europa, portando veramente un bel esempio secondo noi di innovazione. La risposta dell'Europa è stata questa, è arrivata qualche settimana fa, che è un Seals of Excellence, vuol dire che il nostro progetto ha passato tutti i criteri selettivi di Horizon 2020 SME fase 2 per innovazione, per impatto, per particolarità del progetto. Questo veramente è per noi un grande obiettivo che abbiamo raggiunto, e devo dire grazie a un team allargato veramente tutto della zona. Questo secondo me è una bella cosa, dimostriamo che possiamo fare buone innovazioni anche da noi. Non mi dilungo, grazie.
all'inizio che voi ci avete fatto vedere è già attivo, che stato è? È attivo, È attivo. è in fase di sviluppo. Quindi se uno domani ho una diffamazione da parte di qualcuno, io posso contattare, facciamo l'ipotesi, naturalmente. Sì. Lo faccio direttamente io come utente finale o attraverso In questo momento è aperto a soggetti con partita IVA, quindi Ok. expert, consulenti o direttamente aziende che per esempio vogliono usarlo anche a scopo speculativo. Sì, Ho un esatto. prodotto nuovo, voglio recuperarlo, è su internet, su un'agenzia fotografica pubblicitaria, su io pubblico su internet un'idea, faccio una fotografia e quindi diventa una certificazione che quella cosa l'ho